Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati Focus TG, buon sabato a tutti ed è subito allora l'emozione alpina che prende il sopravvento, adunata nazionale di Biella, la numero 96 e oggi si entra nel vivo e allora andiamo subito dai nostri inviati a partire da Lucio Zanato col cappello alpino. Buongiorno Lucio. Continuo a sentire nulla io. Vai. Eccoci qua, allora, buongiorno intanto da Biella, guardate un po' cosa sta succedendo e siamo appena al mezzogiorno del sabato, pensate cosa succederà invece sabato sera. E qui è una grande festa, si parla già di 400.000 persone già all'interno di Biella. Del resto è facile capire sia da questa infilata ma soprattutto dalla gente che è arrivata, quella ad esempio è un trappello da Careinati, poi c'è gente da Piovondo d'Arezzo, c'è gente insomma da tutto il Veneto, veramente un'invasione di veneti davvero eccezionale. Poi noi, devo dire la verità, siamo andati a cercare anche delle particolarità come qui, gli alpini che sono da Cesio Maggiore. Guardateli qua, si sono fermati per noi perché dovete sapere che alle 12 c'è il rancio e quindi loro hanno posticipato il rancio nella loro base, nella loro piccola casermetta, mettiamola così, per stare qua con noi. E allora io comincio con Veci e Boce, è stato il suo nome e il suo cognome? Simone Marcon. Ecco, Simone Marcon, anno? Anno dell'84, servizio nel 2002. Quindi un Boccia. Boccia. Invece poi qui abbiamo il più vecchio, ovvero? Mi chiamo Funes Adolfo, sono del 57, 77 età di calore. E quindi con il mulo branco, addetto al vitottagliamento. Ecco, questo vuol dire che ieri sera siamo andati un po' lunghi. Un po' di festa siamo andati un po' lunghi, Mentre qui abbiamo una cosa particolare perché abbiamo un Boce e un Vecio e soprattutto il Vecio che ha convinto il Boce a venire alle adunate. Come ha fatto? Anzi, come spiegare a chi è a casa e non è alpino perché è così importante esserci ogni anno? No, perché è una città in compagnia, ci si diverte, sì, tutto sommato. Ma la cosa particolare, il fatto che ci si ritrova tutti assieme, passano gli anni e ci ritroviamo sempre. E soprattutto il rispetto che c'è per l'anzianità e per tutto quello che c'è stato e quello che è vissuto durante questo periodo di servizio militare, e vedere i veci che stanno insieme ai giovani è una cosa stupenda e soprattutto il calore che ti trasmettono, questo è l'importante. Insegnare anche adesso a quelli adesso di imparare a rispettare un po' il prossimo. L'anzianità e i gradi, quello è l'importante. Questo mi sembra che è un po'. Ma voglio dire, qui oggi c'è un'invasione totale, parliamo di 400.000 persone che stanno invadendo Biella. Devo dire insomma che comunque c'è ordine e disciplina. Sì. Beh, diciamo che l'adunata è sempre stata ordine e disciplina. A noi piace fare festa ma senza essere volgari, ok? Quindi per noi questo vuol dire fare festa. Venire qua a bere, stare in compagnia con i nostri veci e rispettarli, ma far festa e soprattutto far crescere le città che ci portano. Sempre allora, con rispetto. Voce insieme. Allora facciamo io adesso mi sposto, un saluto da Biella a tutta la vostra comunità di Cesio Maggiore, via. Bene. Un saluto da Biella. Ciao Biella, grazie a tutti. Ciao Biella, grazie. E lasciamo gli alpini di Cesio Maggiore qui a Biella e incontriamo invece Graziano Tonon. Perché lo incontriamo? Perché adesso arrivo tra un attimo. Allora, Graziano Tonon, lei è qui da alpino per ricordare qualcuno però. Ma diciamo, siamo qui a Biella, intanto vediamo che il tempo non è molto clemente, però noi siamo audaci e nonostante la pioggia affrontiamo anche queste avversità. Domani c'è la sfilata, grande appuntamento, che il tempo non ce la mette molto buona, ma sfileremo comunque. Cosa posso dire? Sfiliamo con un orgoglio nel cuore, io personale, per un amico, Giancarlo Gentilini, non sfilerà il suo cappello, ma noi nel nostro cuore sicuramente lo porteremo in adunata assieme, perché è stato un grande personaggio, per me è un grande amico, che resterà sempre un grande amico. E cosa posso dire? Io penso che anche altri comunque ce l'hanno. Anche se è andato avanti rimane sempre con noi. Ma sicuramente noi diciamo quando uno passa a altra vita, l'alpino è andato avanti, però noi porteremo sempre
le sue idee, sempre i suoi insegnamenti e i suoi valori soprattutto che ha impartito. Grazie. Allora, Grazie a voi. noi ci ricollegheremo a brevissimo qui da Biella, però so che avete preparato quel contributo che abbiamo girato questa mattina, perché ieri sera c'è stata una grande festa, tantissime persone qui al villaggio alpino e non solo. Questa mattina siamo andati a vedere come si sono, come dire, ripresi gli alpini con un caffè, ma anche già pronti a preparare il rancio di mezzogiorno. Quindi il contributo e poi ci sentiamo più tardi. Si comincia con la colazione. Si comincia con la colazione. Da ieri sera com'è andata? Bene, ieri sera è andata molto bene, visto che siamo vicini a bar e quant'altro, della nostra indole. E ieri sera che ora è andato a letto? Verso l'1:30, anche bravi. Anche perché ieri sera abbiamo fatto ieri abbiamo fatto culturale, siamo andati su alla Basilica di Europa e quindi ieri sera era un po' critica. Perfetto. Com'è la colazione stamattina? No, buona. A parte che è sempre buona la colazione, quando ti muovi, quando sei in giro. Ma il caffè all'alpina? Caffè all'alpina. Con la grappa? Sì, quando siamo in accampamento, tranquilli, allora là facciamo le cose fatte bene come si deve. Ordine e pulizia. Sempre perfetti gli alpini. Scusami come siamo. No, alla mattina è la cosa più importante. Già. Dopo una lunga serata ci vuole un po' di riordino. Appunto, la mattina quando ci svegliava dopo le 6:30 con la reazione fisica, dopo la corsa. È dura. Però adesso ci riprendiamo pian piano. Ma... Qua sembra di essere essere tornati in caserma, no? Sì, sempre l'ordine, sempre attivi e via, e si riparte con la giornata. E oggi dove va? In centro, adesso andiamo su a vedere le fanfare, a vedere tutto quello che c'è. Bella comunque Biella. Una bella accoglienza e ringraziamo tutti quelli che siamo andati a fare per questa bella manifestazione. Ma avete preso... Siamo andati qua gentilissimi su una casa qua che ci hanno offerto un po' di rosmarino. Eravamo in emergenza e questo... E quindi oggi cosa prevede il rancio? Carne alla griglia e quindi rosmarino. Adesso l'altro inviato, Omar Costantini, insieme a Edoardo Alberti, sempre da Biella. Buongiorno Omar, dove ti trovi tu? Allora, noi innanzitutto buongiorno agli amici di Rete Veneta, siamo nei pressi del villaggio alpino che è allestito proprio nella pendice di Biella. Come hai già potuto vedere dal primo collegamento, Giove Pluvio fa un po' le bizze, però hanno messo variabilità, insomma scrosci di pioggia leggera che servono anche a rinfrescare. Siamo passati da una giornata caldissima come quella dell'anno scorso a Vicenza, oggi invece dobbiamo gioco forza anche guardare in aria e come puoi vedere insomma siamo anche muniti in caso di maltempo come da nostra tradizione, da nostro costume. Tantissimi gli alpini, noi siamo partiti questa mattina alle 8 da Bassano, abbiamo raggiunto un quarto d'ora fa Biella, abbiamo visto tantissimi gli alpini in arrivo dal Friuli Venezia Giulia e anche chiaramente dal Veneto con tutti i mezzi a disposizione che stanno invadendo pacificamente con la loro allegria, con la loro gioia Biella e i dintorni. Chiaramente tra poco, appena insomma smetterà il nostro amico Giove Pluvio cercare di andarsene fuori, cominceremo insomma anche a raccogliere anche noi un po' di dichiarazioni a caldo da parte di tutte le penne nere e non, anche diciamo gli amici e coloro che si sono insomma uniti al gruppo per capire e sentire i primi umori di questa 3 giorni biellese in merito alla 96esima adunata nazionale alpina. E per il momento è tutto. Ti ripasso la linea. Grazie Omar. Allora fra poco ci risentiamo con altre voci. Io vi ricordo intanto che ovviamente su Rete Veneta l'adunata è in diretta con tutte le emozioni. Allora questa sera in particolare alle 21 ci sarà uno speciale dedicato agli alpini perché fino alle 23 vi racconteremo le emozioni dell'ultima serata prima della grande giornata di domani con il concerto del coro Ottetto dell'Anna di Treviso e le voci dei tantissimi alpini veneti che sono già arrivati, come diceva il nostro Lucio, e domani la giornata clou dalle 7:30 del mattino e per tutto il giorno il racconto dello sfilamento delle penne nere fino al passaggio della stecca e come sempre potete inviare fin da subito i vostri messaggi in diretta
per raccontarci le vostre emozioni da casa. Chi non è potuto andare a Biella, insomma, e la vedrà in diretta su Rete Veneta, può raccontare tutte le sue emozioni con i messaggi. Allora, fra poco torneremo a Biella, andiamo sulla cronaca però. La cronaca ci porta a Caorle nel Veneziano, un brutto fatto di cronaca, un uomo che aggredisce la moglie con cui si sta separando, con la quale si sta separando, e la figlia piccola, minorenne, che chiama i carabinieri e lo fa arrestare. Ilaria Marchiori da Caorle, buongiorno. Sì, buongiorno a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Come hai anticipato, un 44enne di origine straniera è stato fatto arrestare dai carabinieri proprio dalla figlia minorenne, spaventata per quello che sarebbe potuto essere stato un tragico epilogo. Lui aveva già tentato di entrare in casa della moglie, da cui appunto si sta separando, in qualche modo aggredendola e rubandole il passaporto, strappandole con forza anche 2 telefoni cellulari, con tutta probabilità per impedirle di poter comunicare con l'esterno. Dopodiché è riuscito, se n'è andato, ma in un secondo momento è ritornato e ha iniziato a battere poi con forza i pugni sul portone del condominio. È stato proprio a quel punto che la figlia minorenne ha chiamato i carabinieri di Portogruaro, che sono intervenuti poco dopo, prendendo l'uomo, che ora si trova agli arresti domiciliari col braccialetto elettronico. Questo però non è l'unico episodio di cronaca della giornata, ma che coinvolge il veneziano in realtà un po' da tutta la settimana. Sto parlando dello stalker 19enne di Ferrara che ha minacciato una ragazza padovana. I due brevemente ricordo, si erano incontrati nel Milanese. Lui l'aveva minacciata anche con delle forbici, lei era riuscita a fuggire e poi lui è stato arrestato dai carabinieri di Thiene, rilasciato dopo 14 ore, ma ha continuato a minacciare la ragazza e soprattutto anche la sua famiglia. Bene, ora è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Ferrara, dove l'ha accompagnato il padre. Proprio da lì ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ha detto: prometto di non contattare più nessuno di loro, né lei né i familiari, voglio lasciare tutti in pace, concentrarmi sul percorso di recupero. Non mi ricordo esattamente cosa ho fatto quel giorno, soffro di un disturbo bipolare, in quei momenti non ero in me. E ancora, non mi sto giustificando, non ci sono scuse per quello che ho fatto, sono pronto ad assumermi la responsabilità dei miei comportamenti, anche per questo sono qui in cura, mi sono reso conto che avrei potuto fare di tutto e ho deciso di chiedere aiuto. Tra l'altro sui social lui si era ribattezzato Zeus, mentre ora ha cambiato il suo profilo con Lupus Bonum. Gino Cecchettin, nel momento in cui aveva sentito, tra l'altro, che questo 19enne in un post aveva definito Filippo Turetta un modello, parlando ad una platea di studenti nei giorni scorsi aveva detto che avrebbe voluto incontrarlo per fargli capire che cosa significhi essere Filippo Turetta, e lui, avendo letto le dichiarazioni di Gino Cecchettin, ha a sua volta replicato che lo incontrerebbe volentieri anche per chiedergli scusa di quelle affermazioni. Qui da Caorle è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, una terribile storia che abbiamo raccontato nel Padovano nei mesi scorsi. Sono arrivati gli esiti della perizia psichiatrica sulla ballerina brasiliana che ha partorito e annegato la propria bimba in un locale di lap dance nella provincia padovana. Melissa Russo Machado, la 29enne italo-brasiliana accusata dell'omicidio della bimba che ha partorito la notte del 29 ottobre scorso, era capace di intendere e volere. Lo hanno stabilito i periti incaricati dal giudice Domenica Gambardella. La perizia psichiatrica sulla 29enne era stata ritenuta necessaria anche dalla procura ed ora sarà valida come prova al processo. Una vicenda dolorosa, quella della donna italo-brasiliana che in una stanza del locale di lap dance dove lavorava come ballerina la notte del 29 ottobre scorso ha infilato la testa nel water della propria figlia appena nata, tirando più volte lo sciacquone, uccidendola.
La donna era stata arrestata per omicidio volontario aggravato, ora si trova agli arresti domiciliari nella casa dei genitori a Cassano nelle Murge, in provincia di Bari. Nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo, Melissa Russo non aveva risposto, ma durante il ricovero in ospedale aveva sempre negato di aver ucciso la piccola, precisando di non essersi resa conto della gravidanza. Restiamo nel Padovano con il ritorno della zona rossa, non più in stazione, ma o Portello o Arcella, la decisione del prefetto. Lo strumento della zona rossa è stato uno strumento positivo ed efficace che ha dato dei risultati soddisfacenti, per cui le forze di polizia sono state incaricate da me di fare una valutazione sulla base naturalmente della georeferenziazione dei reati, sull'andamento anche della criminalità, di individuare un'altra area che non sarà evidentemente la stazione dove applicare la zona rossa. A 3 giorni dalla chiusura della sperimentazione della zona rossa in stazione, il prefetto di Padova Giuseppe Forlenza annuncia che si sta studiando come istituirne un'altra in una zona diversa della città. Non è chiaro ancora dove sarà Arcella e zona Portello, le 2 aree più probabili. La certezza arriverà però solo nella prossima settimana, dopo il COSP, il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, la cui data non è ancora stata fissata. La prossima settimana convocherò a questo proposito un Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Una nuova sperimentazione quindi di cui non si sa ancora la scadenza, ma che è facile immaginare durerà tutta l'estate. Tutti argomenti che verranno affrontati nella riunione della prossima settimana, anche se dopo le celebrazioni in ricordo delle vittime del terrorismo, un incontro tra i protagonisti del COSP c'è già stato davanti a una tazzina di caffè. Sicuramente hanno migliorato la situazione complessiva, anche raccogliendo le dichiarazioni dei cittadini e la percezione di sicurezza. Credo che sia opportuno ed utile sperimentare questo strumento anche in altre aree. E allora vediamo quali sono state le reazioni in città dopo l'annuncio del prefetto. Se a Padova dalla prossima settimana potrebbe arrivare una nuova zona rossa, mal digerita la prima, smobilitata 3 giorni fa, potrebbe non essere ben digerita neppure la seconda dall'amministrazione Giordani. E il no comment del sindaco, che ha lasciato sempre parlare il prefetto in passato, pur non risparmiando di puntualizzare la sua perplessità sul punto, è netto. Chi ha sempre applaudito al provvedimento e si auspica che prima del Portello si prenda in considerazione l'Arcella con Galleria San Carlo è Eleonora Mosco, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Auspichiamo che ancora una volta il prefetto, che ringraziamo per il grande lavoro che sta facendo, intervenga e prenda una decisione anche su questo. Mi permetta però, perché penso che anche l'amministrazione comunale dovrebbe essere più presente, attenta e sensibile ai veri problemi dei cittadini. Finora è intervenuto il prefetto, che ripeto ringraziamo, però anche l'amministrazione in questo ambito dovrebbe dare segnali molto più urgenti e soprattutto più concreti. Favorevole alle zone rosse Luigi Tarzia, che la lista Giordani l'ha lasciata sbattendo la porta, chiede che non si diminuisca la pressione sulla stazione visti i frutti della sperimentazione. La misura ha dimostrato la sua efficacia, io spero e mi auguro che non si allenti perché c'è il rischio che in quella zona della città possa tornare degrado e illegalità. Spero e mi auguro, come ho detto fin dall'inizio, che la zona rossa venga estesa anche all'area della Movida, ma soprattutto chiedo, io l'ho chiesto più volte, che venga ripristinato il servizio di vigilanza e di presidio davanti e sul retro della stazione attraverso l'operazione Strade Sicure e quindi con l'esercito italiano. E allora la zona rossa è un tema di dibattito in città, una delle ipotesi, come sappiamo, è quella del Portello. Allora sentiamo proprio dal Portello Francesco Ratai. Siamo al Portello, una delle aree che potrebbe diventare zona rossa per ordinanza prefettizia. Infatti, insieme all'Arcella, il Portello è una delle aree individuate per estendere e aumentare i controlli che si andrebbero a sviluppare soprattutto nell'orario serale, visto che la zona di giorno è molto frequentata
da studenti e residenti, ma è di notte che si pullula appunto di ragazzi che dall'ora dell'aperitivo fino a notte fonda si ritrovano per la normale socialità, una socialità che però alle volte degenera in schiamazzi, in rumori notturni che rendono impossibile il sonno dei residenti. Abbiamo chiesto a chi la zona la frequenta e la viva cosa pensa di questa zona rossa. Sono felice che ci siano controlli, non penso che sia un problema per i residenti. Diciamo che nel rispetto comunque della socialità, di tutte le opportunità che ci sono qui al portello, perché no, fare più controlli. Ieri sera, come la sera precedente, non ho dormito perché c'è qualcuno che si permette di dare permessi di suonare fino a mezzanotte sotto le finestre di casa, rompendo parecchio le scatole. Tendenzialmente non sono molto a favore delle zone rosse in generale, perché non penso risolverebbero i problemi. La sera non vado fuori, ma so che non c'è tanto da bello girare qua. C'è tante robe che succede. Di notte, di giorno e di sempre. Non si può andare fuori a sera, se non si è in compagnia con diverse persone, perché se ti ci sono, ti ci sicura che ti fa del male, grazie. E quindi dei controlli in più farebbero bene? Sarebbe meglio, sì, magari che succedesse da mettere delle cose giuste. Non ho un'idea cosa voglia dire, cosa preveda la creazione di una zona rossa. Certo, quello che posso dire, noi abitiamo in fondo a questa strada, è che ci sono giornate in cui c'è molta confusione, molte persone, poi non so se questo generi, sicuramente si percepisce un abuso di alcol. Credo che sia solamente spostare un problema, nel senso non ha nessun tipo di valore. Chiudere e fare repressione non porta al dialogo, all'inclusione o alla conoscenza, quindi reprimi e in caso sposti. Io abito qui proprio in piazza dall'87, quindi le ho viste tutte, dai tempi delle prostitute, che ce n'erano un bel po', poi siamo passati alla fase più critica dello spaccio pubblico praticamente, poi siamo passati a un'attività normale, per cui per me a vista sicuramente qualcosa si muove sotto, perché dove c'è tanta gente che si muove qualcosa si muove sotto, è inutile farsi illusioni, però tutto sommato sarà che sono già passato attraverso situazioni ben più impegnative, però se ci sono maggiori controlli non guasterebbe. E a proposito di situazioni critiche sul fronte anche delle nottate moleste, un servizio da Bassano, perché fra pochi giorni verrà siglato fra Comune ed esercenti il patto civico per cercare un equilibrio tra i diritti dei residenti del centro e quelli dei locali e dei loro clienti. La movida fracassona, gli addii al celibato sopra le righe, gli schiamazzi, le risse notturne nel salotto buono cittadino non sono accettabili. Lo confermano gli esercenti bassanesi che sposano in pieno la proposta dell'amministrazione Finco di sottoscrivere un patto civico. Finalmente abbiamo trovato anche con l'assessore Campagnolo il momento proprio anche di ripresentarlo, di portarlo avanti, di correggerlo, perché ricordo che quando era nato come una prova e doveva essere corretta di anno in anno per vedere quali erano le situazioni un po' più critiche o le cose da modificare. Adesso con l'amministrazione siamo in linea, la settimana prossima dobbiamo già trovarci per estendere il patto civico, insomma. Il patto non è altro che un accordo fra esercenti e città, nel quale si definiscono orari di chiusura e apertura dei bar e dei locali e i comportamenti da tenere, soprattutto di notte e nel fine settimana. Il patto civico serve proprio a questo: nel momento in cui si firma un accordo con l'amministrazione e i cittadini, si sa che chi sgarra verrà sanzionato o punito. Questa è una cosa che la sappiamo già da tempo. Nel mirino c'è l'equilibrio di quell'ecosistema delicato che è un centro come quello di Bassano, fatto di residenti, locali, negozi. Dobbiamo trovare una cosa per la buona convivenza di tutti quanti, insomma, noi perché dobbiamo lavorare, i cittadini perché hanno diritto anche loro alle ore di riposo, insomma, e soprattutto che Bassano continui ad essere così viva sia di turisti durante il giorno che anche la sera, che è sempre ben frequentate, in modo sicuro e corretto. Su una cosa sono tutti d'accordo: non c'è posto per chi sgarra, tanto
fra i baristi quanto fra i clienti. Le persone che urlano, che non si comportano in una certa maniera vengono sicuramente, non dico allontanate, ma segnalate alle forze dell'ordine, come era per qualche anno fa l'idea del celibato. L'idea del celibato sono benvenuti se tengono un comportamento, se vengono qua vestiti da carnevale con cose volgari, vengono allontanati dai locali. Adesso restiamo però nella provincia di Vicenza, ma andiamo a Montebello Vicentino perché domani ci sarà l'ennesimo Bomba Day, il quinto per l'ordigno ritrovato nel cantiere della TAV e ovviamente la vigilia di preoccupazione per una serie di disagi che il nostro Daniele Garbini insieme al sindaco di Montebello Vicentino ci illustra. Buongiorno Daniele. Vice sindaco. Vice sindaco. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, infatti, ecco, proprio con il vice sindaco Stefano Valenti in compagnia. Buongiorno vice sindaco. Buongiorno a voi. Siamo in piazza Montebello, infatti stavamo un po' chiacchierando, come avevi detto è il quinto Bomba Day, per cui ormai è un'organizzazione collaudata, ovviamente è il grande disagio, bisogna organizzare tutto questo evento, insomma non è banale anche se siete allenati. La preoccupazione maggiore dove va vice sindaco? La preoccupazione maggiore, il primo pensiero va ai cittadini che devono essere sfollati, perché capisci che è la quinta volta e quindi noi siamo pensierosi per loro. Centinaio, vero? Sì, 96 di precisione. E la preoccupazione è un po' per il traffico, perché domani sarà una bellissima giornata, quindi ci sarà parecchio movimento e quindi chiudendo le autostrade, le ferrovie, quindi si svolgerà tutto il traffico nella regionale 11, quindi, però siamo collaudati, siamo già preparati, diciamo. Ecco, da che ora inizieranno e quando è prevista poi la riapertura? Allora, la chiusura dell'autostrada è alle 8:45, il CCS aprirà alle 7, entro le 8:30 i cittadini che devono sfollare dovranno uscire e la riapertura è prevista per le 14, poi confidiamo un po' sull'esperienza e la bravura dell'8° reggimento della Folgore di anticipare, anche se loro dicono sempre che si parla sempre di una bomba, quindi non si scherza. Ecco, diciamo che è anche importante il lavoro di coordinamento della prefettura, ricordiamo verrà allestito sempre qui in municipio l'unità di controllo, ecco, soprattutto il problema sarà forse proprio la parte del traffico, no? Anche ferroviario, perché anche la ferrovia verrà chiusa, ricordiamo, proprio fino alle 14. Sì, anche la ferrovia sarà chiusa, questa volta è proprio una chiusura fatta apposta per Bomba Day, invece le precedenti era già una chiusura già prevista e quindi ecco, come dicevamo prima, il traffico che sarà quello che più dovremo stare attenti, ma tutte le forze dell'ordine in campo cercheremo di attenuare il più possibile il disagio. Ecco, i cittadini vi hanno contattato, ormai sono rassegnati a questo tipo di evento e ricordiamo è via Ronchi, ancora nuovamente quest'area è sempre la stessa, no? Sì, purtroppo è sempre lì, d'altra parte bombardavano quel ponte lì, i cittadini dico che sono comprensivi e li ringraziamo infinitamente, però capiamo anche loro però devono un po' capire la situazione per il bene di tutti, diciamo. Ecco, prima di salutarla immaginiamo che comunque è difficile anche fare previsioni, potrebbe non essere l'ultimo anche questa volta? Guarda, noi lo speriamo vivamente che sia l'ultima, però non lo so, dalle informazioni che abbiamo avuto, dai libri, dalle scritture, che il ponte è stato bombardato tantissimo e quindi incrociamo le dita, dai. Mai dire mai. Mai dire mai. E intanto buon lavoro, vice sindaco. Grazie a voi. Grazie. Ecco, va bene, da Montebello per il momento è tutto, restituisco la linea. Grazie a Daniele Garbini, noi andiamo velocemente in pubblicità. Di nuovo in diretta con Focus TG, in attesa di tornare a Biella dai nostri inviati. Ritorniamo a Treviso per parlare di Treviso e Castelfranco, per parlare dell'omicidio di Castelfranco e quindi del ragazzo ucciso a coltellate dopo la discoteca. Ieri abbiamo raccontato delle prime parole del giovanissimo 19enne in carcere, uno dei due in carcere, con l'accusa di aver ucciso la vittima di Trebaseleghe, con le prime parole e la sua versione, cioè siamo stati aggrediti, ci siamo difesi sostanzialmente. Ci sono alcuni punti, molti punti da chiarire su quella terribile notte. Allora torniamo in diretta con Daniela Sizia per parlare di questi punti oscuri da chiarire. Buongiorno Daniela.
Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, molti punti da chiarire, fra l'altro sia Badr Rouaji sia Tahar Benani entrambi hanno dato la stessa versione dei fatti, entrambi hanno detto di essere stati aggrediti, entrambi hanno detto di essersi difesi, però ci sono davvero molti punti da chiarire in questa vicenda. La cosa che è certa è che i due ragazzi camminavano sul ciglio della strada, 3 auto con a bordo l'altro gruppo li ha sorpassati, hanno fermato le auto, sono tornate indietro ed è scoppiata nuovamente la rissa che era iniziata all'interno della discoteca. Sono in compagnia dell'avvocato Fabio Crea che difende Badr Rouaji e tanti punti da chiarire, avvocato, soprattutto in quei fotogrammi che qualcosa insomma rivelano. Sì, un video quanto mai importante che necessita chiaramente di essere tecnicamente ottimizzato per poter individuare non soltanto l'identificazione dei vari soggetti su cui i carabinieri peraltro sono già avanti, ma soprattutto per verificare chi e cosa avesse nelle mani nel momento di questa aggressione o comunque di questa che viene qualificata come rissa, perché chiaramente i protagonismi delittuosi e la dinamica omicidiaria potrebbe essere condizionata e avere dei rilievi diversi a secondo di quelli che sono non soltanto l'aggressione da parte del gruppo più numeroso, ma soprattutto l'utilizzo di eventuali armi o oggetti contundenti che aggravavano l'aggressione e la sproporzione numerica. Ecco avvocato, qualcosa in mano si nota hanno anche i ragazzi del gruppo più numeroso, non si sa ancora cosa, ma qualcosa in mano avevano. I frame diffusi dalla procura e i video che saranno in nostro possesso certamente danno la sensazione che le mani di alcuni di questi ragazzi non fossero libere. Quello che è l'oggetto che è impugnato da questi corrissanti è qualcosa che va definito e speriamo possa essere definito sulla base di una, si chiama tecnicamente, pulizia del filmato e quindi un'ottimizzazione delle immagini. Il suo assistito rispetto alle armi ha detto qualcosa? A me ha detto qualcosa, al momento non è opportuno, anche da un punto di vista professionale, rilevarlo, soprattutto perché fa parte delle attività investigative e anche delle attività di investigazione difensiva che noi stiamo facendo, ma soprattutto perché rileva e non poco ai fini della dinamica omicidiaria e della qualificazione dei fatti, per cui su questo sono obbligato a mantenere un riservo. Quello che posso dire è che nutro forti perplessità che il secondo coltello che è stato rinvenuto possa essere una delle armi utilizzate. Avvocato, prima abbiamo visto insomma che lei stava parlando anche con i familiari di Badr, com'è i loro sentimenti, cosa dicono? C'è un sentimento duale, diciamo, ovviamente come genitori e come familiari sconfortati per la situazione processuale e carceraria del figlio, dall'altra proprio come genitori non soltanto del ragazzo che è detenuto ma anche di altri 4 figli, sono immedesimati anche nella famiglia e nei genitori del povero Lorenzo e chiaramente è una sofferenza anche per loro la percezione e il sentimento della scomparsa così violenta e improvvisa del figlio, quindi sono sentimenti chiaramente sinceri proprio per la medesimezza del ruolo, insomma, quello di genitore. Ecco, poche ore fa ha parlato anche dal letto dell'ospedale Alessandro Bortolami, ha parlato con il pubblico ministero Giulio Caprarola, ha detto sostanzialmente che ricorda poco ma ricorda di essere stato ferito. Io vi lascio con questo servizio e poi la linea nuovamente allo studio. Tanti non mi ricordo, ha dei buchi neri Alessandro Bortolami, il 22enne di Zero Branco che per 2 giorni ha combattuto tra la vita e la morte dopo essere stato accoltellato. Trasferito in chirurgia ha parlato con il pubblico ministero Giulio Caprarola. È ancora molto provato, ci racconta il suo avvocato. Lui il primo ricordo che ha dopo essere stato attinto dalle lame di questi aggressori o di questo aggressore è esclusivamente dato e costituito dal ricordarsi di essersi trovato
ritrovato rannicchiato a terra, dolorante, sofferente, con copiose perdite di sangue, aver chiesto aiuto, aver fortemente temuto in quei frangenti per la propria vita e essersi attivato tramite gli amici per essere trasportato in ospedale qui a Castelfranco. Il giovane ha sentito del litigio all'interno della discoteca, ma ha spiegato di non essere stato presente. Non ha saputo riferire al riguardo né la natura né le modalità di questo litigio, se si sia sviluppato con implicazioni, contatti fisici o solo verbalmente. Da questo punto di vista lui, non avendo assistito, ha poi subito la decisione del locale, degli addetti alla sicurezza, di essere cacciati e spediti fuori dalla discoteca. Sia il suo gruppo che i 2 ragazzi arrestati sono stati invitati dai bodyguard ad uscire dal locale. Alessandro ricorda di aver fumato una sigaretta. Tutto sembrava tornato alla calma. I 2 giovani nordafricani, che erano arrivati in discoteca in auto con amici, si stavano allontanando a piedi. Questo perché la macchina con la quale erano arrivati se n'era già andata, ma la tragedia era dietro l'angolo, pochi metri, ed è scattata l'aggressione. Alessandro ha saputo solo qualche ora fa della morte dell'amico Lorenzo. Era notevolmente scosso, notevolmente addolorato, anche perché prima appunto di ieri mattina non lo sapeva e immaginavo, comunque si augurava, che seppur gravemente ferito avesse magari subito lo stesso iter, lo stesso percorso di recupero che aveva lui, ed è stato si è trovato in una situazione di totale spossamento psicologico e fisico. Dobbiamo capire come sia potuta accadere una tragedia simile, spiega il legale. E si tratterà di comprendere con esattezza chi ha dato l'inizio alla vicenda, come si è sviluppata e poi come si è arrivati purtroppo a questo triste e nefasto esito finale. Allora torniamo ai nostri inviati a Biella, la Giornata Nazionale degli Alpini. Partiamo da Lucio Zanato. Lucio. Sì, buongiorno nuovamente da Biella, buongiorno dal villaggio degli Alpini e adesso vi presento degli alpini davvero particolari perché sono gli ufficiali di complemento. Allora, che cosa vuol dire per chi non conosce? È gente che ha fatto un corso, che invece di fare i 12 mesi di servizio militare ne ha fatto 15, è gente che poi, oltre che ad avere lo spirito alpino, ha nel DNA anche lo spirito della gestione, cioè gente che si è presa la responsabilità di gestire il proprio gruppo o comunque la propria compagnia, perché in questo caso si parla di compagnia, scusate, essendo artigliere da montagna io parlo sempre di gruppi e di batterie, loro appunto sono presi le loro compagnie e insieme hanno portato avanti l'anno di servizio militare. Allora si ritrovano qui ogni anno insieme, si ritrovano qui proprio perché quasi viene rinnovato quello che è un patto, che è il patto di non lasciare mai indietro nessuno, è il patto di portare avanti quelli che sono i valori imparati in 15 mesi, ma soprattutto in 3 mesi di scuola militare alpina. Allora cominciamo con lei, il suo nome, il suo cognome? Cremonesi Gianluca, arriva corso da Trezzo d'Adda, il nostro corso è il 118esimo, quindi anno 1985, siamo partiti a gennaio dell'85 e abbiamo fatto i 6 mesi, 5 mesi e mezzo ad Aosta, quindi grande esperienza. Beh, devo dire che tra i corsi e tra le scuole militari la vostra è la più tosta, perché ricordiamo che cosa dovevate affrontare. Beh, a parte l'addestramento formale iniziale, poi a quei tempi si facevano molte pattuglie, quindi tanta vita in mezzo ai boschi, fuori. Corso roccia e corso sci. Corso roccia, corso sci, non tanto il nostro perché il nostro finiva in primavera, però sì, tanta marcia, tanta vita di montagna un po' isolati. Ecco, una volta, diciamo così, perché noi non andiamo mai non veniamo mai congedati, ma andiamo in riposo. Quando diventiamo in riposo, lei poi nella vita che cosa ha fatto? Io sono stato dirigente d'azienda, ho preso molte responsabilità come tantissimi che hanno fatto il corso. Ecco, cosa le ha insegnato sotto questo profilo? Beh, tutti i valori alpini assolutamente, e poi anche un senso del dovere molto forte, un senso di responsabilità, pensare molto
rispetto agli altri, lo spirito di servizio che in molti momenti della vita serve, e poi l'addestramento molto importante della scuola di essere molto resilienti, resistere, mantenere i propri impegni anche nelle difficoltà. Sono parole bellissime che dovrebbero essere riprese anche oggi. È stato come, non posso dire si presenti perché siamo, direi, anzi sono sotto grado, lei è tenente, io sono sottotenente. Solo per anzianità di, com'è che si può dire? Anzianità di grado. Esatto. Allora, da dove viene il suo nome? Verona, Mantovanelli Maurizio, stesso corso, non ho niente da aggiungere rispetto a quello che ha detto Gianluca. No, però una cosa potrebbe aggiungerla. Questi sono valori che dovremmo riuscire a trasmettere ai giovani, soprattutto in questi momenti. Importantissimi. Io cerco di farlo già in famiglia, nonostante abbia una figlia femmina, però lo stesso l'attenzione, insomma, quella che è la corretta crescita, chiamiamola così, quindi le responsabilità, che già in età giovanile, insomma, non c'è più il servizio militare, però quello che può essere l'impegno nello studio o negli impegni che si possono prendere durante... E la figlia come risponde? Risponde, qualche volta anche... Ma non dice signor si comandi? No, dai, non la obbligo. Senta, da dove viene? Allora, da Verona anch'io, Andrea Ienna, io adesso 118esimo anch'io. Senta, ma quando le hanno detto lei va a Aosta, cosa ha pensato? Ero un veronese ad Aosta. Ero contento anche perché non ero del tutto conscio di quello che mi sarebbe aspettato, però è stata una prova dura, ero il più giovane del corso allora. Qual è stato il momento più difficile? Oddio, il corso anche fisicamente, psicologicamente era bello tosto, però è un'esperienza che ti insegna. A me ha fatto senz'altro crescere parecchio. Poi nella vita cosa ha fatto? Nella vita io sono commercialista, imprenditore. Quanto da imprenditore applica quello che ha imparato ad Aosta? Serve, perché è sempre l'idea che da soli non si va da nessuna parte, che c'è bisogno di un gruppo, quindi anche nelle imprese, anche nelle attività, anche negli uffici c'è bisogno di collaborare, di aiutarsi l'uno con l'altro. Nel rispetto però dei ruoli. Nel rispetto dei ruoli, ovviamente, ognuno fa la sua parte, ma tutti insieme si può riuscire a raggiungere dei risultati che singolarmente la singola star non va da nessuna parte il più delle volte. Grazie, allora io terminerei questo collegamento però con loro perché un'altra delle cose di questo gruppo, di questi signori ufficiali, è che voi ancora oggi l'idea di non lasciare mai indietro nessuno la portate avanti, perché magari avete qualcuno dei vostri compagni di viaggio che ha qualche difficoltà adesso, eppure ci siete lo stesso. Intanto da dove viene il suo nome? Francesco Tuan, Conegliano, e compagni di corso Eugenio e Dario, sono da Scandorara e da Sacile, ed è vero quello che stavi dicendo prima. Effettivamente nel nostro corso abbiamo avuto persone che alla scuola erano letteralmente delle persone atleticamente prontissime e forti, che purtroppo lungo il periodo, diciamo, seguente hanno avuto dei problemi seri con delle malattie importanti, e è nata una gara di solidarietà tacita, silenziosa, tipica alpina, per cui praticamente siamo continuamente presenti sia nei ricoveri, magari quando queste persone hanno necessità di fare qualche terapia specifica, ma anche in più di qualche occasione che con interventi di altro tipo, che non si dicono che per motivi di eleganza alpina, diciamo così. Però insomma l'aiuto esiste, è esistito anche durante il periodo del Covid, quando qualcuno aveva delle attività professionali che saranno bloccate, e ripeto, sempre tacendo e mettendo a disposizione vari conti correnti personali, sono stati raccolti dei soldi che poi sono stati dati come benefit, insomma, a queste persone qui. Insomma, non si lascia mai indietro nessuno, questo l'abbiamo imparato tutti quando si va in marcia, zaino o addirittura anche la persona, l'alpino va portato avanti fino su alla fine, alla meta. No, certo, poi dopo è normale che stiamo assieme, quindi si cerca sempre di tenere il gruppo compatto, anche se nelle difficoltà che abbiamo di tutti i giorni, però noi ci sentiamo ogni giorno quasi e cerchiamo di fare delle cose assieme e cerchiamo ogni scusa buona per trovarci e coinvolgere tutti quelli che riusciamo. Allora, l'ultima parola la lasciamo all'ultimo di questi nostri signori ufficiali, l'appello ai giovani dalla vostra esperienza. Qua.
Allora, io dico sempre che questa mia esperienza della scuola militare alpina di essere un ufficiale di complemento è stata l'esperienza più importante che ho vissuto, quella che mi ha fatto fare il salto, crescere da ragazzino, da bambino, a essere comunque sempre spensierato, sempre sereno e felice, ma avere delle responsabilità è qualcosa che prima di cui non sentivo neanche la presenza, invece poi è qualcosa che nella vita ti aiuta, ti porta avanti. Quindi insomma bisogna far capire ai giovani che le responsabilità esistono e che vanno portate avanti anche con orgoglio. Oneri ma anche doveri, c'è la necessità di fare per il bene comune e di esserne orgogliosi. Grazie signori ufficiali. Va ricordato che uno degli ufficiali della scuola militare alpina è Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso, e ricordate quella volta proprio a Treviso che non ha voluto lasciare Giancarlo Gentilini indietro, portandoselo con sé in marcia proprio davanti alla donata nazionale, davanti anche ai ministri. Quella serata non la dimenticheremo mai, quel 2017, e con questo io ti restituisco la linea. Grazie a Lucio Zanato, e che passa la linea di fatto all'altro nostro inviato sempre a Biella. Come prima rifacciamo il giro. Omar Costantini, Omar, dove sei? Sì, allora siamo entrati anche noi all'interno del villaggio, come puoi vedere sta diluviando, ma questo non ci ferma, come abbiamo detto prima. Abbiamo un po' di amici qui del Piemonte, abbiamo anche il gruppo Alpini Sacro Cuore che ci ha appena raggiunto il capogruppo, ex capogruppo, no? Allora, senti, l'emozione a caldo, anche se caldo oggi non è femminile. È una giornata bellissima, anche se piove, però la gente qua, gli alpini, ci sono sempre lo stesso, insomma, su queste adunate è sempre un'emozione. Ecco, un'emozione particolare perché si vive sempre insieme agli amici, oggi magari con le nuove tecnologie, no? Esatto. Però è più bello vedersi dal vivo. Sì, ci si trova, poi con la tecnologia, Facebook, quelle cose là, quei social, è un attimo ritrovarsi, insomma. E questa è una cosa importante. Vediamo che c'era il primo l'amico qua che... Allora, la telefonata finita, è andato tutto a posto? Era dall'India, ma ho messo giù perché altrimenti non finisce. Parlava indiano? Sì, è un amico che veniva lì a Bassano e ogni tanto mi fa la videochiamata, giustamente, però ho detto è il momento sbagliato, siamo in adunata e quindi non ho il tempo di parlare con voi. Comunque siamo felici perché l'adunata sta funzionando bene, anche se un po' il clima non è dei migliori, perché con un po' di pioggia rompe sempre un po' lo scaldo, ma insomma dai, l'adunata funziona bene. Poi qui abbiamo trovato anche gli amici della Val Vigezzo che ci stanno dando un manforte nella festa e siamo veramente felici, siamo contenti, insomma dai. Senta, qual è la particolarità dello spirito alpino nel 2025? Diciamo la fraternità, la pace, noi cerchiamo sempre di stare in amicizia con tutti, anche nei nostri slogan che mettiamo, la pace nel mondo, anche in Italia, insomma la tranquillità, e poi gli alpini sono sempre, come si dice, operativi, quando il dovere chiama, c'è un intervento da fare, siamo sempre pronti, H24 si può dire, siamo sempre i primi ad arrivare nei posti dove c'è bisogno e quindi penso che siamo l'unico corpo, diciamo, militare, perché siamo in congedo, però comunque siamo il corpo più operativi di tutti, insomma. Perfetto, allora buona adunata, vediamo qua anche altri amici del Veneto, Montegrappa, sezione, allora buongiorno. Allora noi siamo il gruppo di alpini di Mussolente, siamo qua all'adunata, anche se piove ci stiamo divertendo. C'è una canzone che dice anche se piove, no? Ci si diverte lo stesso. Salve, ciao. Anche io sono col gruppo di Mussolente. Come sta andando questa adunata 2025? Benissimo, come sempre. Non ci si annoia mai? Assolutamente no, mai. Quanti siete giù? Oggi siamo una novantina di persone. Siamo arrivati giovedì. Pochi ma buoni. Giovedì siamo arrivati, abbiamo montato l'accampamento sotto la pioggia. Alla fine siamo riusciti a fare una bella serata con pizza e birra e poi ci siamo divertiti. Venerdì mattina siamo andati a degustare su una cantina, quindi assaggiare i vini tipici del Piemonte, perché noi siamo molto affezionati ai luoghi dove andiamo a fare la dunata. A mezzogiorno ci siamo fermati a mangiare tipico piemontese e là ci hanno belli riempiti e adesso siamo qua a far festa. Allora vi lasciamo continuare a fare la festa. Grazie. Allora, buona donata anche da parte vostra. Allora, possiamo sentire come sta andando invece
Buongiorno. Buongiorno, allora possiamo Benvenuti a Biella. Molto bene, adesso stiamo rispondendo con un bello entusiasmo, ci spiace un po' per il tempo ma speriamo che cambi. Dicono che si sta per aprire. Bene, benissimo. Amici di Verona, allora come sta andando? Salve. Tutto bene? Sì, tutto bene, a parte il tempo, ma non ci spaventa niente. Ci mancherebbe. Una TV che guardo sempre, prima di tutto siete fantastici, bravi e Biella molta accoglienza, perfetto, tutto bene finora. Conferma anche lei? Confermo tutto, sono proprio un vostro che segue sempre affezionato. Allora anche lei contento? Assolutamente sì, sempre. Ci mancherebbe, appunto. Anche col brutto noi sempre presenti. Bene, allora buona adunata anche agli amici di Verona. Noi adesso, caro, ci spostiamo un attimo perché sennò altrimenti rischiamo di essere stile Venezia, e adesso proprio si sta mettendo a diluviare. Ti ripasso la linea e ci sentiremo tra poco, insomma, quando avremo anche altre voci di Penne Nere, Friul Veneto, Giuliani e Veneti. A te la linea, tra poco. Grazie all'intrepido Omar Costantini insieme a Edoardo Alberti. Noi andiamo velocemente in pubblicità. Siamo di nuovo in diretta con Focus TG, gli ultimi minuti, ma torniamo a parlare di cronaca, purtroppo di atti vandalici molto particolari, con Pederobba che viene colpita un'altra volta nella zona dei murales dal vandalo che imbratta i murales con delle svastiche, però questa volta è stato catturata l'immagine, la sua azione da una fototrappola messa dallo stesso artista che ha realizzato le opere, che dice, fa un appello allo stesso personaggio dicendo sentiamoci, non cerco vendette ma devi smetterla. Bomboletta in mano, eccolo che arriva, capuccio calato in testa, l'autore delle svastiche. 10 di sera, giunto a piedi, indisturbato, comincia a disegnare il simbolo nazista. Nuovamente colpito il murale di via Matteotti a Covolo di Pederobba. Continua a farmi queste svastiche, è la terza volta che mi fa svastiche su tutti i due lavori. Io sì, ho messo una piccola telecamerina. A parlare è l'artista che per l'ennesima volta vede deturpato il suo murale, nato con l'intento di abbellire e ridare luce a un angolo di paese grigio. In questo momento mi sento un po' solo perché praticamente anche un mio amico mi ha detto: Diego, ma cosa te ne frega, tanto ti hanno pagato, hai fatto i due lavori, cioè non sono più problemi tuoi. Ma io penso, sono dell'idea che, cioè, in senso, chi vuole essere una persona buona non deve solo non far del male a nessuno, rigardito, cioè dovrebbe agire tentando di fare qualcosa per il bene della società. Chi abita lì in zona, nessuno mi dice niente, nessuno sa niente, nessuno mi dà una mano, insomma, su dirmi chi può essere stato, che poi sto ragazzo da quello che ho visto io ha fatto la svastica alle 10 di sera, non è che poi va a piedi, quindi abita là in zona. Amarezza e senso di impotenza e l'amministrazione a far scattare la denuncia contro ignoti dopo le diverse segnalazioni già fatte ai raid vandalici precedenti. Atti che sembrerebbero di matrice ideologica. Non molla Diego Montagnier, che nelle 2 volte precedenti in cui erano stati imbrattati nei mesi scorsi anche spazi pubblici e cartelli, era andato personalmente a ripulire i suoi murales. Era stato proprio lui a aver posizionato delle piccole telecamere per controllare le sue opere, immagini che hanno restituito la sagoma del giovane autore delle svastiche. Nell'atto vandalico però una di queste è stata anche rubata. Ormai siamo una società fatta, penso, di robot, hai capito? Cioè di gente che ognuno riga per la sua strada, nessuno aiuta nessuno, ecco. Io penso che anche i genitori di questo ragazzo sappiano chi è. Infatti faccio un appello, dico che se sanno che il suo figlio ha fatto queste cose qui, che mi chiamino pure. Se ne parla, ripeto, non è che cerco vendetta, hai capito? Non è che se ne parla, è importante che non lo faccia più, ecco. Ovviamente sì, si prenderà un po' di provvedimenti, ma adesso sì, non è che l'importante è che si trovi. Per chi deturpa il reato è di imbrattamento con l'aggravante delle finalità di odio etnico o razziale e può essere punito con una pena fino a 5 anni. Chissà dunque se il giovane si farà avanti da solo o il lavoro dei carabinieri per l'identificazione dovrà continuare. Le nostre montagne, cambiamo argomento, sempre più fragili per colpa del cambiamento climatico. L'Università di Padova nasce Orizzonte Montagna, 8 corsi di aggiornamento per formare figure professionali che tutelano proprio il territorio montano.
La loro imponenza c'era la loro fragilità. Le nostre montagne sono le prime a patire le conseguenze del cambiamento climatico. Lo stato critico di salute dei nostri ghiacciai, i boschi martoriati dalla tempesta Valle del 2018 sono solo 2 esempi. Per questo l'Università di Padova ha lanciato il progetto Orizzonte Montagna, 8 corsi di aggiornamento professionale aperti a tutti coloro che abbiano conseguito almeno il diploma di scuola superiore per formare figure professionali dedicate alla montagna. Il progetto è frutto della collaborazione di 3 dipartimenti: territorio e sistemi agroforestali, medicina, scienze storiche e geografiche dell'antichità. La montagna in questo caso richiede delle competenze, delle specifiche diciamo così, professionali che devono spaziare su diversi ambiti e non limitarsi soltanto a quelli che potevano essere, non so, l'aspetto dell'operatività turistica o dell'operatività diciamo, di gestione tecnico-naturalistica. Le lezioni possono durare giorni o un mese, si svolgeranno online o a diretto contatto con le realtà del territorio, da quello bellunese a quello vicentino e friulano. Il primo a partire è il corso di medicina di montagna, proseguirà a luglio con proposte dedicate alla Marmolada e alle Dolomiti. L'Università di Padova è da sempre in prima linea nello studio degli effetti del cambiamento climatico sulla montagna. Questi effetti inducono trasformazioni sull'ambiente ma anche sulle popolazioni che vivono, perché si trovano esposte sempre di più ad esempio ai fattori climatici che vanno a esporli a pericoli di tipo naturali, ma che vanno anche a trasformare l'ambiente, perché è un ambiente di tipo fragile. Più di metà dei 32 dipartimenti dell'Ateneo sono impegnati in progetti di ricerca che riguardano proprio la montagna. La proposta formativa è sostenuta dal Dipartimento degli Affari Regionali e le Autonomie e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Uno dei punti di forza e cardine del nostro Ateneo, cioè l'approccio multidisciplinare che ci rappresenta in quanto siamo un Ateneo generalista, e questa multidisciplinarità ci aiuta anche attraverso questi corsi a popolare ulteriormente la nostra offerta di corsi lifelong learning. Nuovo argomento, a Tezze sul Brenta, la festa della mamma si festeggia, si celebra in modo particolare, guardate. Sono stati i piccoli alunni delle 3 scuole dell'infanzia di Tezze sul Brenta, Vittoria Albertoni, Madonna della Salute e Rosa Mistica, a dare vita ad un momento speciale in piazza dedicato a tutte le mamme. A Tezze sul Brenta amiamo veicolare i messaggi importanti attraverso le opere d'arte, attraverso la cultura, e abbiamo voluto creare questo momento con tutti i bambini assieme all'assessore Martina Savio per dare lustro all'amore, l'amore quello più importante, che è quello nei confronti delle nostre mamme. La scultura madre, realizzata in polistirene estruso dall'artista Ferruccio Tessarollo, esprime amore, protezione e sacrificio. Il materiale non è lucido perché si vede la sofferenza, col materiale si forma la sofferenza della scultura del bambino, della madre. Accanto alla scultura gli stessi bambini hanno appeso messaggi e pensieri. Alle mie spalle un albero speciale, un albero di messaggi per la mamma, tanti cuoricini preparati dai bambini. Quest'albero ha un valore molto prezioso perché vuole raccontare il valore e l'importanza che ha la mamma per i nostri bambini. E allora con l'augurio a tutte le mamme ci fermiamo qui, grazie per averci seguito. Vi ricordo alle 21 questa sera la prima serata speciale dedicata agli alpini a Biella con i nostri inviati. Domani dalle 7:30 il racconto per tutto il giorno dello sfilamento degli alpini. Grazie, arrivederci.